nelle atmosfere passate del Medioevo, dentro ai castelli medievali, in mezzo a re e regine, principi e principesse, cavaliere per eccellenza che sempre protegge il castello incantato in un mondo di storia e di leggenda. Guardate che stupendi costumi, l'armigero davanti, guardate che bei costumi, veramente proprio una parte di Venezia oggi qui da noi. Complimenti, grazie al gruppo Nazzone. Gli allegri sotto zero, lo vedete, gli gru, li vedete, i cani dei ghiacciai, vedete che per due cani rappresentano uno degli iglu e uno della slitta. I bambini saranno vestiti da pinguini, mentre gli adulti da eschimesi, e 4 orsi bianchi trainano le slitte. Ecco la presentazione. Eccoli qua, li vedete, seppur alle due estremità delle moto, che ha deciso di costruire un carro per personale soddisfazione, proprio così ci volevano ritrovare, ma anche per riportare tra i giovani la tradizione e il piacere del fare qualcosa insieme, di diverso e dal solito, è diventato per loro anche una sfida. Il carro rappresenta un'osteria come simbolo del piacere e della compagnia. Grazie 1995, San Giorgio delle Pertiche, con un'osteria. Eccoli qua, vedete, caricano. Quindi ci vuole tanto poco. Il gruppo Gli Incredibili presenta una riva. Noi siamo proprio, portiamo felicità oggi qui a Lorenza. Bravi ragazzi di Firenze. Ciao Papa, benedici tutti. Guarda che bravi, guarda. Il Papa va in mezzo alla folla senza problemi, eccolo qua. Qua li benedice tutte le persone dell'Istituto Bonora, lo vedete? Grande il Papa, Papa Francesco, lo vedete? Papa Francesco. Guardate che forte gli effetti fumo, che simpatica idea, bei costumi, dietro un grosso motore con 2 degli 8 pistoni che escono dalla testata e 2 grosse marmitte da cui fuori escono fumi di benzina, in realtà tutto un piccolo queste bellissime le chiocciole di signoressa, complimenti. Renato, dove le hai trovate queste chiocciole? La signoressa, se si lo so. Sì. Dopo giorni e soprattutto notti di lavoro, anche quest'anno hanno realizzato il loro carro, gli amici di Vialta di Perignano. Abbiamo intitolato Gli Scappata. Vedete tutti i cuochi, tutti i chef, mentre da noi sono quelli che avanzano nella dispensa, con il quale una volta si faceva un ottimo minestrone. Ma le ratatouille nel vento è anche sinonimo di festa del carnevale. Lui che con tutte le sue maschere ci dà la possibilità di uscire dal quotidiano. E allora balla sotto il sole senza nuvole e tutto intorno ti circondano le maschere. Io sento forte dentro al cuore questo battito, il carnevale rende questo sogno magico. Balliamo nel cuore della città, mille coriandoli su di te, e tutto mi sembra incredibile. Ci siamo, il calore ci gira. Eccoli qua! Arriviamo, abbiamo letto sul giornale che arriva il carnevale e amici che si mettono insieme per divertirsi, lavorare tante sere, però anche nel divertimento. E ringraziamo sempre gli sponsor dell'azione, non ci rimane nient'altro che la speranza di un aiuto ultraterreno, la fiducia di trovare rifugio nell'utopia
più un'essenza divina, loro l'hanno trovata. Eccolo qua, il mondo divino Piombino Dese, vedete, li vedete, Piombino Dese, il mondo divino. Forte, fortissimo, divertite, e poi invece amici di Carnevale di Musano, magie di Carnevale, vedete, avete che bello? Nel silenzio del bosco ascoltate le parole e anche per solo un attimo verrete trascinati da amici di Carnevale di Musano. Eccoli qua, un mondo di fiabe, di sogni, la pemasco, il fuoco, lo vedete? Eccolo qua, grazie. Una maestosa figura centrale, l'aquila che si alza e si abbassa, nuota muovendo le ali. Lei è il punto centrale del carro perché sovrasta tutto il veste. I cavalli messi muovendo le zampe simulano la corsa. Non poteva mancare il tipico country. Ecco qua. Quarti di fumanti. Grazie, ripetiamo a onorante Giulio Tricotta. Grazie anche all'impresa dei fratelli Celotto, lavori stradali e la Veneta Porsche per sponsor di questo carro. L'allegra compagnia dei mostri, grazie. All'impresa dei fratelli Celotto, lavori stradali e Veneta Porsche. Grazie agli amici di Portorola, via Roma, si cantava, vedete i fiori nei vostri cannoni, Tutti pazzi per Moira, grazie agli sponsor della Brofer TM Costruzioni. Vedete uno staccato del circo, grande circo di Moira Orfei. Un pezzo di circo all'orecchia, grazie ripetiamo all'area verde Sant'Andrea di Montebelluna, grazie di essere venuti nel 29esimo Carnevale di Loreggia. Grazie i clown bambini, che bello, complimenti veramente, bellissimi colori. E poi lo scopo finale è quello che ci deve far riflettere. Grazie. Grazie alla Proper
14, grazie all'Associazione Carnevali che Passione di Rossano Veneto, presente il Carnevale 2014, il carro dal titolo alla forza della vita, una composizione allegorica di grande impatto visivo, imponente nei movimenti. Stefano, dove sei Stefano? A Stefano! Renato ti saluto! Grazie Renato, ringraziamo tutta Loreggia, tutti gli organizzatori del Carnevale, E noi dobbiamo ringraziare la Proloco di Loreggia. Ringraziamo la Proloco per l'ospitalità, grazie. Renato lo vuol salutare. Vi ricordiamo poi al termine di questo carro si apre la grande piazza per tutte le mascherine, già sono pronti i bambini, senza spingersi, ce ne sono per tutti, il pensiero è per tutti, raccomandiamo agli adulti, il genitori Gonzalo, lo so, Luciano, mio presidente, Luciano, buon lavoro a Luciano. Ecco genitori, Gatto San Piero. Vogliamo ringraziarvi tutti per essere venuti numerosi anche quest'anno. Grazie per la vostra presenza, grazie al tempo che ci ha risparmiato e grazie a tutti i volontari che fanno sì che questo carnevale sia sempre meraviglioso. Oltre che al numerosissimo pubblico che anche quest'anno è stato con noi, è opportuno ringraziare anche chi ha permesso questa manifestazione, quindi un ringraziamento alla Proloco per aver così efficacemente organizzato questo 29esimo Carnevale e con la Proloco tutte le persone che lavorano dietro le quinte, i carabinieri, i vigili, la protezione civile e quanti altri hanno permesso questo bel risultato. Quindi un grazie e un complimenti, un arrivederci al prossimo anno per un 30° anno ancora più ricco. E allora che vi dobbiamo dire? Il Carnevale oggi si chiude e Loreggia ringrazia tutti.